Ciao a tutti amici di GD Ferro Team, questa sera siamo qui a Villa Momis perché c'è un'altra delle tappe di Miss Italia per il Veneto. È la terza con l'esattezza. Questa sera ci sono ben 24 ragazze che si sfideranno appunto per riuscire a passare alla finale regionale. Le ragazze in questo momento sono un po' dal parrucchiere, un po' si stanno preparando, stanno anche facendo il giro per controllare comunque quali sono i vari stop e soprattutto il percorso da fare. Ci vediamo tra poco. Si sono già abbassate le luci del sole, si sono alzate le luci di Villa Momis, la piscina è illuminata, le ragazze stanno ancora finendo dei parrucchieri, quindi mi raccomando restate sintonizzati e ricordatevi di votare la vostra Miss preferita. Grazie Marco, facciamo un bel applauso per Marco, facciamolo caloroso perché ci ha accompagnato, accompagnato con queste belle note, con la sua voce di questo inizio serata. E buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento tradizionale con Miss Italia qui a Villa Momis. È una bella sensazione, una sensazione molto particolare, innanzitutto perché sapete quello che è successo, c'è un po' tutti noi che facciamo spettacolo, noi che amiamo il rapporto col pubblico, beh, insomma ci siete mancati molto e quest'anno è un regalo essere ancora tra voi. E vi dirò di più, ne parlavamo prima con lo staff e anche con Massimiliano, titolare di Miss, al quale rivolgerei un bel applauso insieme a Luca. Facciamo un applauso a loro perché vi regalano tanti belli appuntamenti. Per noi quest'anno viviamo delle sensazioni strane perché ci sono tantissime location nuove che scelgono Miss Italia per dare proprio un segnale di rilancio, oltre poi per quella che è la promozione che Miss Italia offre, credo sia l'unico concorso proprio che offre questo, ma anche perché Miss Italia è un segno di speranza. E questo, noi siamo molto felici di questo, perché sono location nuove, posti bellissimi che andiamo a scoprire. Però poi ci sono posti come Villa Momis. Villa Momis è stato il primo locale che ospitò Miss Italia tanti anni fa nella nuova gestione dell'agenzia Modashow.it. E quindi tornare questa sera in questo locale è veramente un segno di una bella ripartenza, un segno molto positivo, e quindi noi siamo doppiamente felici di essere qui con voi. Cosa accade questa sera? Andremo ad eleggere Miss Villa Momis, ovviamente, colei che poi accederà direttamente alle regionali di Miss Italia. Ho tante cose da raccontarvi, bellissime ragazze da presentarvi, ma io a questo punto andrei con una sigla dove le vedremo sfilare tutte molto velocemente. Saranno munite di mascherina, adesso vediamo, dobbiamo comunque tenere il distanziamento, quindi vediamo la regia cosa decide di fare. Poi ovviamente quando sfileranno da sole saranno senza. Penso che possiamo iniziare. Prego a voi le candidate al titolo di Miss Villa Momis. E siamo tornati dai fratelli Poletto e ci fa molto piacere. Vai! Sono belle così con la mascherina. Pensate quando toglieranno la mascherina che vedremo i loro volti bellissimi e sorridenti. Ah, grazie Marco. Io ho bisogno di un microfono però, perché c'è, scusatemi, usiamo un altro microfono, nuovo, bello pulito. Glielo girerò io, cioè, mani disinfettate, tranquilla l'ospite che viene qui fra qualche istante, perché noi siamo orgogliosi che ci sia venuta a trovare questa sera la ragazza che l'anno scorso ha partecipato alle finali di Miss Italia 2000, la nostra patrona l'anno scorso ha detto: io Miss Italia voglio provare a farla lo stesso, in una versione assolutamente nuova, in una versione
così innovativa, perché dovevamo adattarsi a quelle che erano le condizioni. È stato fatto un mega casting a livello nazionale con l'invio di alcuni video, sono state scelte una ragazza per ogni regione, hanno partecipato a questa bellissima finale a Roma, il Veneto ha avuto una sua rappresentante che ci è venuta a trovare questa sera, Miss Veneto 2020, Francesca Toffanin. Vieni Francesca! Cara Francesca, buonasera. Questo è il microfono per te. Buonasera a tutti. Beh, mi hai già presentato a dir la verità. Beh, insomma, non potevo non farlo, guardate la bellezza e adesso la conosceremo un po' di più questa ragazza. Com'è l'emozione? Poi faremo una chiacchierata come si deve, ma l'emozione di arrivare su un palco come questo. Allora, l'emozione è sempre tanta, non importa quale palco si calchi, perché Miss Italia è Miss Italia. E nonostante ho fatto la finale nazionale appunto l'anno scorso, ancora adesso quando mi invitate come madrina fare la passeggiata, o meglio la passerella, per me è un onore veramente grande e lo faccio sempre col sorriso. Brava Francesca, noi ci vediamo più tardi, vai, ti accomodi al tavolo dei giurati. Può tenere lei il microfono? No, tengo io, dai, lascia me. Poi vediamo, in qualche modo lo lancio in acqua, Marco, che dici? Arriva. Un applauso per Francesca Toffanini. Ci tengo a dire una cosa, le ragazze lo sanno già, lo dico anche al pubblico per trasparenza. Francesca si siede al tavolo dei giurati perché è la nostra ospite, però non ha diritto di voto e non vota, insomma, ecco, ci sembra giusto anche perché Francesca ha partecipato a tutte le selezioni di Miss Italia, conosce molte delle ragazze, alcune selezioni, conosce molte delle ragazze che vi partecipano, quindi lei è gradita ospite in giuria, però non vota. Adesso invece ci sono altre 23 ragazze che stanno aspettando di poter sfilare in questa passerella così prestigiosa. Io mi faccio da parte, mi metto in quest'angolino e iniziamo a conoscerle. La prima uscita con l'abito, poi le vedremo con l'infoto ufficiale del concorso. Apre ufficialmente questa selezione Laura, concorrente numero 1. Irene, prontissima la nostra Irene. Nicole, corrente numero 3. Ilaria, concorrente numero 4. Pronta Deborah? Numero 6, Carlotta. Numero 7, Maddalena. E andiamo con Chiara, concorrente numero 8.
Isabel, numero 9. Andiamo con Anna, concorrente numero 10. Vanessa, numero 11. Quindi andiamo con Laura, concorrente numero 12. Martina. Andiamo con Annalisa, la numero 14. Numero 15, Ilari. Con Clara, la numero 16. Volta di Domiziana, numero 17. Celeste, numero 18. Della volta di Giorgia, numero 19. La volta di Morena, concorrente numero 20. La prossima, lei è Erika, concorrente numero 21. Giulia, prontissima la nostra Giulia, concorrente numero 22. Del gruppo, la concorrente numero 23, lei è Giada.
E a questo punto io farei un applauso per le ragazze, perché credo che lo meritino tutto. Vorrei ringraziare i signori della giuria, quello di trovare le 6 più belle tra queste belle da mandare alle finali regionali, perché tutte le prime 6 classificate accederanno alle regionali in Veneto di Miss Italia. Io vado in ordine assolutamente di come ho preso gli appunti, sono importanti tutti quanti per noi giurati. Francesco Wellington, che tra l'altro mi dicono sia un po' il fornitore ufficiale di Villa Mommis, e quindi è un ringraziamento non solo per far parte della giuria, ma anche da parte di coloro che sono i frequentatori e i clienti di Villa Mommis. Luca Ingegneri, poi abbiamo Andrea Perusi, poi abbiamo Erika Tiozzi in arte Jackson, poi abbiamo Eddie Ranzato, la signora Eddie Ranzato, e poi abbiamo Elvi Ventani che è sindaco di Solesino. E io vorrei anche ringraziare, fare un ringraziamento particolare a Zona Beauty in via Pozze, a Celeseo di Sant'Angelo di Piove, a 2 passi da Piove di Sacco. Ringrazio Alessia Ferro insieme a Cesare, Sofia, Leonora, Deborah e Gioia. Facciamo un applauso anche loro perché rappresentano D-Match, salone di acconciature. D-Match sapete che è uno degli sponsor di Miss Italia quest'anno insieme a Rocchetta. Più tardi poi parlerò in maniera più dettagliata proprio dell'artista. Le rivediamo in una prima uscita in body in anteprima, poi le conosciamo una alla volta. Prego ragazzi. Eccole, che abbiamo voluto fare questa uscita un po' così, giusto per farvele vedere. Adesso ovviamente le andremo a vedere una a una, perché adesso arriva il momento importantissimo, che è quello dove la giuria andrà ad esprimere il suo voto definitivo, perché la giuria le ha viste nelle prime uscita con il loro abito, perché ogni ragazza è giusto che si presenti con l'abito con il quale si sente più a suo agio, e poi la seconda uscita è quella con il body ufficiale del concorso, tutte quanti uguali. Quindi se prima la giuria potrebbe aver messo un voto indicativo, che però è assolutamente per fini propri, per avere una sorta di appunto, adesso invece in questa seconda uscita la giuria andrà a mettere il voto definitivo. Ma io, prima di presentare ragazze, mi piacerebbe portare i saluti, perché Patrizia Mirigliani è così gentile, in ogni serata ci manda un saluto da rivolgere agli ospiti della location che insomma, ci danno la possibilità di stare insieme a voi. Rivolgo il mio saluto a tutte le persone presenti ed esprimo soddisfazione e gioia per essere qui rappresentata dalle ragazze di Miss Italia. Viviamo insieme stasera un momento importante del concorso, non siamo semplici spettatori di queste giornate in cui si scandiscono i tempi della riapertura, della ripresa, della rinascita del nostro paese, del ritorno alla normalità. Siamo protagonisti, la storia siamo anche noi, oggi come nel 1946, oggi è lungo gli 82 anni di questo cammino. E siamo qui in prima fila perché non possiamo più aspettare, la bellezza non può attendere, anzi, si riparte da qui, tutti invocano l'energia, lo slancio che nasce dalla bellezza, dal senso positivo della vita, per rimettersi in marcia dopo i lunghi mesi di rinunce e di dolore causati dal Covid. Ci siamo inoltrati sulla strada giusta, ma non siamo completamente al sicuro e quindi responsabilmente rispettiamo le regole ancora in atto. Allontaniamo però finalmente espressioni come coprifuoco, preferiamo ammirare l'Italia delle regioni in zona bianca e assistere al ritmo spedito delle vaccinazioni che vedono anche i giovani in fila in attesa del loro turno. Plaudo a Martina Sambucini, la ragazza romana Miss Italia 2020 che ha svolto il proprio ruolo con grande dignità in un anno di eccezionali difficoltà. È stata premiata dal mondo della comunicazione e dello spettacolo, il suo successo per certi versi ricorda quello delle Miss degli anni d'oro. Plaudo alle aziende sponsor e responsabili regionali del concorso che hanno condiviso con me la pazienza dell'attesa, pronti a ricercare le soluzioni per il normale svolgimento delle selezioni. E saluto le 10.000 ragazze che in questi ultimi 2 anni si sono iscritte a Miss Italia. Stiamo studiando le modalità e i tempi della loro partecipazione, come ci stiamo occupando dei dettagli delle fasi finali dell'edizione 2021. Stiamo riprendendo la nostra vita, siamo felici di farlo qui insieme a voi. Patrizia Mirigliani. Grazie. Grazie Patrizia. Bene, ragazze, un signore che ho sentito in zona ha detto torniamo a noi, è vero, torniamo proprio a noi. Andiamo con la concorrente numero 1, Laura, prego. Partiamo con la prossima, la numero 2, Irene.
Nicole, numero 3. Numero 4, Ilaria. Deborah, numero 5. Carlotta, concorrente numero 6. Dalena, numero 7. Chiara, numero 8. Isabella, concorrente numero 9. Vedo prontissima anche Anna, che è il numero 10. Vanessa, numero 11. Andiamo con la prossima, la numero 12, lei è Laura. Martina, numero 13. Numero 14. E lei è Annalisa. E andiamo con la prossima, Hilary, numero 15. Clara, numero 16.
andiamo con la numero 17 che è Domiziana. Grazie anche a te, andiamo con Celeste che è la numero 18. Vieni Giorgio, numero 19. Ed ora la volta di Morena, concorrente numero 20. E andiamo con Erika, concorrente numero 21. Chiudiamo con Giada, concorrente numero 23. Grazie anche a Giada e grazie per l'applauso che è partito e noi fa molto piacere perché lo rivolgiamo a queste bellissime ragazze. Bene, allora detto questo facciamo un'uscita, adesso la giuria ha già votato e tutto quello che vedrete da ora in poi è tutto fuori dal voto perché insomma la parte ufficiale del voto l'abbiamo terminata, però siamo in estate, direi proprio di sì, e quindi le ragazze, ne approfittiamo di loro, fanno una bella passerella con dei costumi da bagno, quindi le vediamo impegnate in una sfilata a costumi da bagno. Ovviamente tutto questo in attesa del momento delle premiazioni, quindi io vi lascio loro, questa volta non le devo parlare, sono solo loro protagoniste, non serve la mia chiacchiera, un po' di buona musica in sottofondo e queste bellissime ragazze che concorrono al titolo di Miss Villa Momis, valido ovviamente per l'82esima edizione di Miss Italia. Siete pronte? Non so come farà uscire la regista, io non so nulla, lascio la parola a voi. Vai Marco, grazie con la base e divertitevi. Sfilate con costumi da bagno con le nostre protagoniste. Prego.
Bravissime, abbiamo fatto una sfilata con costumi da bagno ed ora, ma mi tolgo un po' indietro perché mi dicono che non siamo molto in luce, altrimenti lei, io non c'è bisogno di vedere me, anzi direi che proprio sono totalmente inutile, ma lei invece la bisogna vedere perché è la ragazza, come abbiamo detto all'inizio, che quest'anno è riuscita a partecipare alla finale di Miss Italia 2020 con il titolo importantissimo di Miss Veneto. Ci è venuto a trovare anche questa sera, per noi è un piacere, sta venendo in molte serate e questo per noi è motivo di orgoglio, anche perché è una ragazza veramente molto in gamba. Francesca Tofanini, Miss Veneto 2020, eccola qui. Poi in caso torneremo, se non mi arrivano ancora i verdette, torneremo ancora con della bella musica, ma intanto io volevo dedicare qualche minuto a Francesca perché è una ragazza che insomma merita anche di essere ascoltata, perché è una di quelle ragazze che ha cose da dire e questo è sempre molto bello. La parlantina non mi manca. No, infatti lavori in radio. E fortunatamente sto continuando, quindi magari avevi ragione sulla mia parlantina. Non è solo questione di fortuna, ci vuole anche un po' di fortuna, però poi la fortuna ti aiuta magari a ottenere un primo risultato, poi è la capacità e la caparbietà che ti aiuta ad andare avanti, quindi se sei ancora lì significa che... Questo di sicuro, anche perché questo non vale solo nel mondo della radio, ma soprattutto nel mondo di Miss Italia, perché Miss Italia non è solamente fare una passerella, saper portare un tacco, un vestito o un body. Vuol dire anche saper parlare, saper esporsi ed essere soprattutto sicure di noi stesse, cosa molto difficile per noi ragazze. Soprattutto quando si calca una passerella, io lo dico sempre quando abbiamo la fortuna di condividere del tempo, tu lo sai, con le ragazze prima delle serate, in realtà pensate che a Miss Italia dietro quel marchio hanno sfilato Sofia Loren, Gina Lollobrigida, io non lo so, ma io stesso da presentatore dico comunque sto presentando un qualcosa che fa parte della storia del nostro paese, ma i presentatori passano, le ragazze sono le vere protagoniste di Miss Italia dietro questo marchio, quindi credo che ci sia una grande emozione. Io ho notato una cosa prima in te, questa sera ti avevo di fronte, quindi avevo la possibilità di vedere meglio rispetto al solito, non perché ho cambiato gli occhiali, sono sempre quelli, ma perché stasera avevo una luce giusta per vederti. Ho notato che lei, quando le ragazze sfilano, è assolutamente seria, serissima, impettita, proprio non si schioda. Quando la ragazza sta passando davanti, a lei le scatta il sorriso, è veramente una cosa incredibile, io l'ho notata questa cosa. Lei sa cosa significa passare davanti a una giuria e sai che quel sorriso per una ragazza è fondamentale, il tuo sorriso. Esattamente, perché come ho detto prima è pur sempre un palco di Miss Italia e quando le ragazze arrivano davanti, ovviamente alla tavolata dei giudici, sono lì un po' timide e un po' non sanno se sorridere o meno. Magari vedere per molti un volto noto e per altri magari un volto non conosciuto, che sorridere fa sempre bene e si fa sempre sentire a casa. Senti, ce l'hai detto in altre occasioni, ma il pubblico cambia ogni sera. Stare seduti lì, tu l'anno scorso in altre occasioni sei stata con ragazzi, hanno sfilato, andavano di fronte a una giuria e avete una percezione, tu però hai detto stando lì. Sì, soprattutto perché quando noi ragazze comunque partecipiamo a Miss Italia, bene o male si creano anche dei legami. Quindi magari dici questa ragazza secondo me in questo modo, magari questa in un altro. Dal momento che ti trovi in giuria e non voti, perché voglio ricordarle che io non voto, non sono in parte. Quindi non rigatele la macchina, non gli bloccate le gomme, non c'entra niente. Esattamente, grazie. Non l'aspettate fuori, no, lei fatto niente, lei era ospite e basta. Però l'emozione di stare dall'altra parte, poter comunque esporre un sorriso alle ragazze è veramente grande, anche perché vi fa vivere un'emozione di Miss Italia completamente diverso. Io l'ho vissuto da provinciale, da regionale e l'anno scorso appunto come finalista nazionale e quindi è un percorso che va a tappe. Però non abbiamo detto l'aspetto più particolare quest'anno, perché quest'anno Patrizia Di Vigliani ha detto ok, Miss Italia 2020 si fa, vogliamo farlo, che è stato secondo me un grande segnale. Bisogna far vedere che Miss Italia c'è, con una formula completamente diversa, rivista, ristrutturata per quello che poteva essere l'anno purtroppo del Covid. Io ti chiedo, tu con le altre 20 ragazze che avete condiviso quelle 3 giornate, 23 ragazze, è vero, perché poi 23 ragazze che avete condiviso quelle giornate a Roma, vi rendevate conto che è un qualcosa di completamente diverso dal solito e quali emozioni avete provato
vivendo un'esperienza del genere in un anno così strano per tutti quanti? Allora, diciamo che ho realizzato che stavo andando alla finale di Miss Italia non tanto quando ho ricevuto il messaggio di essere ovviamente la finalista regionale, ma ben quando sono salita sul treno per andare a Roma. Lì ho avuto quei 5 minuti prima di scendere dal treno in cui ho detto sono a Roma per la prima volta per la finale nazionale di Miss Aiuto, Italia. che paura, riprendo il treno con una casa. No, non hai pensato, no, non hai pensato. Anche perché il biglietto di ritorno non l'avevo ancora prenotato. Non si fa mai. Sincera. Non si Però fa mai. quest'anno fortunatamente e anche sfortunatamente comunque eravamo in 23 ragazze, 21 per regione più 2 titoli speciali, e questa cosa secondo me ci ha anche molto aiutato per legare anche tra noi ragazze, perché molto spesso si pensa che tra ragazze c'è un po' di astio, in verità non è vero, soprattutto tra regioni. Assolutamente no. Poi tra l'altro io ho avuto ospiti una trasmissione televisiva in un'altra regione, in Friuli Venezia Giulia, la Miss Friuli Venezia Giulia ha portato una serie di foto che erano andate in onda fatte a Roma, è stata bellissima, c'era una Lamborghini della polizia che vi ha accolto a Roma, in angoli di Roma, Piazza Trinità, e ho visto delle immagini straordinarie, quindi siete state protagoniste anche a Roma. Tra l'altro pensa che oggi mi è apparso su Facebook un ricordo, mi sembra di fare radio, se chiudete gli occhi fate finta di ascoltare un programma radiofonico, qui mi hanno completamente abbandonato sulle vai fuori tu che stiamo finendo i contenti, è vero che le ragazze sono tante, belle ragazze stasera, quindi mi hanno detto vai fuori e chiacchiera, chiacchiera in fondo. Guarda, hai trovato la compagna perfetta. Ma esatto, no, beh, poi non vogliamo ovviamente così appunto annoiarvi, ma dicevo, oddio, ho perso il filo, dimmi cosa stavo dicendo. Stavi parlando appunto delle uscite speciali che abbiamo fatto giù a Roma. Quindi che sto invecchiando, adesso mi rendo conto. No, dicevo adesso, a parte tutto, a parte gli scherzi, tu hai fatto quell'esperienza. Noi qui abbiamo un ricordo particolare a Villa Momis, proprio oggi Facebook fa queste cose, ti fa ricordare anche delle belle cose per fortuna, e pensa che noi 4 anni fa eravamo qui a Villa Momis con Alice Sabatini, con la Miss Italia 2015, in occasione di una serata, era una finale regionale se non erro, col capo ufficio stampa di Miss Italia, signore che voi probabilmente avete conoscerete, oggi pomeriggio, signore di più di 80 anni che mi ha chiamato oggi, fa Michele, ho visto su Facebook che sei in quella bellissima location dove siamo stati con Alice, e quindi per me oggi era davvero un motivo in più. Quindi tu hai conosciuto la Miss Italia Martina, non ho avuto ancora il piacere di incontrarla, però me ne parlano gran bene di quella ragazza, mi dico una ragazza modesta, umile, simpatica, tu lei... Molto umile, molto bella, e avrei l'onore comunque di conoscerla. Penso proprio di sì. Penso che andrai a Roma o salirà lei? Non lo so, non diciamo nulla. Francesca, senti, io non posso far altro che ringraziarti, perché io credo che tu sei, davvero, non è un complimento che ti faccio, non lo direi, non me lo chiede nessuno, sei l'esempio veramente di una gran Miss Veneto, quindi siamo orgogliosi di avere una Miss Veneto come te. Grazie. Adesso bisogna trovarne un'altra Miss Veneto, ma intanto siamo felicissimi di Francesca, oddio come ti chiami? Francesca Tofani, Miss Veneto 2020, ci vediamo dopo durante le premiazioni. O permettetemi anche qualcosa, altrimenti vabbè che bisogna essere. Poi c'è Mario Bonesi che mi fa sempre le riprese con Gini Ferro Team e non so mai con la Giulia cosa montano, cosa tagliano, cosa ritagliano, e come il famoso programma di Arro, tagli, ritagli, frattagli, e non so cosa frattagliano, ma insomma qualcosa Mario ci bene. Allora noi siamo quasi pronti, vedo le ragazze schierate. Ora, come avvengono le premiazioni? Allora, le ragazze si posizioneranno sul palco, anche in questo caso devono rispettare le normative, indosseranno la mascherina ovviamente, quindi loro arriveranno qui al centro, saranno chiamate e riceveranno la fascia la riceveranno e poi se la indosseranno da sola per evitare ogni tipo di contatto. Adesso facciamo sempre, quindi chi vede le serate di Miss Italia sa che facciamo così. Prego ragazze, tutte a posizionarvi sul palco in alto, perché da lassù scenderanno le 6 vincitrici e le rivediamo ancora: Laura, Irene, Nicole, vai con la musica, Ilaria, Deborah, Carlotta, Maddalena, Chiara, Isabel, Anna, Vanessa, Laura, Martina, Annalisa, e poi ancora Ilari, Clara, Domiziana, Celeste, Giorgia, Morena, Erika, Giulia e Giada. Queste sono state le grandi protagoniste di questa selezione qui a Villa Momis di Cavallo, il locale dove noi siamo tornati con grande gioia, perché ci siete mancati, ci è mancato Villa Momis e noi siamo davvero contenti di essere tornati qui. Molto bene, vedo Massimiliano Poletto pronto ad essere, sarà lui che premierà le ragazze, quindi sarà lui a consegnare le 6 fasce, iniziando dalla sesta classificata. Chi sarà citata
scenderà dalla parte che lei è più comodo, viene al centro, si prende la fascia e poi si posizionerà qui sotto, così sarà a favore di telecamere e fotografi. Bene, siamo pronti. Aspetta che prendo il foglio, giriamolo, nascondiamolo. Massimiliano al centro del palco con la fino all'ultimo. Massimiliano è diventato social. Però scusate, Francesca, vieni con noi. Vincono tutte a Miss Italia in realtà, perché essere qui credo che per loro sia già motivo di grande soddisfazione. Ne premieremo 6. 6 di queste andranno alle finali regionali di Miss Italia, le altre, lo diciamo sempre, potranno rimettersi in gioco nelle prossime selezioni, perché fino a quando non è staccata la luce Miss Italia per loro non finisce. Sesta classificata, messa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia, la concorrente numero 13 Martina Perin di Castelfranco Veneto. Dove è lei? Complimenti, concorrente numero 13 Martina, che indossa la fascia. Puoi posizionarti qui Martina, secondo, mettiti pure qui. Quinta classificata, arriva la fascia, arriva Paola Rizzotti che consegna la fascia a Massimiliano. Anche lei ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. E la concorrente numero 10 Anna Tosoni di Verona. Bene, grazie anche a te. Quarta classificata è la concorrente numero 9 Isabel Borgo di Sarcedo. Terza classificata è B-Match, si aggiudica il titolo di B-Match e per questo chiamiamo la signora Alessia Ferro di Zona Beauty in via Pozze Celeseo di Sant'Angelo di Piove, vicinissimo a Piove di Sacco. Ringraziamo la signora Alessia qui con noi che ha curato tutte le acconciature delle ragazze, ha fatto un ritocco indispensabile per queste ragazze e non solo per le ragazze, quindi grazie. E insieme a lei ringraziamo Cesare, Sofia, Leonora, Deborah e Gioia che sono i suoi validi e valide collaboratrici. Terza classificata, Miss B-Match, è la concorrente numero 7 Maddalena Barbieri di Camisano Vicentino. Grazie davvero agli amici di B-Match e grazie questa sera, come ho già detto, a Zona Beauty. Grazie davvero. Allora, numero 7, scusate se puoi spostarti proprio. Perfetto. Seconda classificata, sempre premiata da Massimiliano. Seconda classificata si aggiudica il titolo della Miss Rocchetta Bellezza e lei al numero 5, Deborah Bottanello di Zelarino Mestre. C'è un microfono per Massimiliano prima di premiare la prima? Massimiliano, siamo pronti per premiare la prima? C'è, ti ha dato la voce. C'è. Grazie. Grazie a te. Per noi non era Miss Italia, no, noi era una casella da riempire, quella di Villa Momis, perché l'ho detto, tante location nuove quest'anno ci stanno chiedendo vorremmo fare Miss Italia perché ci piace l'allegria, le cose belle che ci portate, però noi siamo legati effettivamente alle tante location che ci hanno ospitato. L'anno scorso ci siamo dovuti fermare, però tornare qui per noi era davvero importante, quindi grazie Massimiliano. Paola Rizzotti, sei nell'angolino con mascherina, fascia,
vieni anche tu se vuoi portare un saluto, vuoi usare il mio microfono? Visto che mi dicono che siamo congiunti, quindi possiamo farlo. Me l'hanno detto una volta, voi siete congiunti e quindi io devo fidarmi. Un saluto. Ebbene sì, è vero, siamo congiunti da una trentina d'anni. Allora, l'emozione è tanta, no Massimiliano? Ne parlavo anche prima, tornare qui a Villa Momis dopo un anno di forzato riposo, tornare in questa splendida location, ospiti della famiglia Poletto, ma soprattutto di tutti i loro dipendenti, i vostri collaboratori che insomma sono preziosissimi, l'emozione è veramente tanta. Grazie a voi. E alla prossima. Grazie. Grazie, l'emozione vi posso garantire per noi è tanta anche a vedere un bel pubblico finalmente in presenza, perché poi magari qualcuno che fa il mio lavoro, lavora un po' in televisione, fa delle cose, però avere il pubblico davanti è sempre bello. Ed è bello avere queste ragazze emozionate, tese, che aspettano il momento di sapere chi ha vinto questa serata. Ripeto, tutte le altre potranno ripartecipare. Sappiamo che Martina, Anna, Isabel, Maddalena e Deborah andranno nelle finali regionali. E con lei ci sarà Miss Villa Momis 2021, la concorrente numero 21, Erika di Diliberto di Spresiano, provincia di Treviso. Villa Momis, io però, non per togliere nulla alla vincitrice, ma vi chiedo l'applauso più grande per Laura, Irene, Nicole, Ilaria, Deborah, Carlotta, Maddalena, Chiara, Isabel, Anna, Vanessa, Laura, Martina, Annalisa e poi ancora a Ilari, Clara, Domiziana, Celeste, Giorgia, Morena, Erika, Giulia e Giada, che sono state le grandi protagoniste di questa sera e che sono sicuro, se dovranno trovarci, potranno sicuramente ottenere tutti i risultati sperati. Ma Miss Italia è questa sera, Miss Italia queste 6 vincitrici e noi vi facciamo l'applauso e vi invitiamo ovviamente a partecipare alle finali regionali. Tra l'altro Massimiliano mi ha detto una cosa bellissima, che ha deciso anche quest'anno di ospitare nel mese di agosto, adesso vedremo la data, una finale regionale, quindi non solo con una selezione ma la tradizione continua e ci fa molto piacere. Saremo qui anche con una finale regionale. Grazie amici che siete con noi, grazie a tutte le ragazze. Io vengo a salutarvi, sto a distanza ma mi metto con voi qui dietro perché voglio vedere il pubblico da questo lato del palco. Sto distante ragazze, non vi preoccupate, però questo applauso lo faccio io a voi. Brave e complimenti. Grazie, potete rientrare, andate da quella parte così stiamo giustamente distanti. Le facciamo rientrare in camerino perché sono ovviamente stanche, la serata è stata bella e grazie a voi, grazie a questo pubblico. Ciao ragazzi, grazie a tutti per la bella serata che ci avete fatto trascorrere. Grazie Villa Momis, grazie. Ciao. Ciao a tutti amici di Ferro Team, si è appena conclusa la serata di Miss Italia qui a Villa Momis e qua con noi c'è la nostra splendida vincitrice che ora si presenterà per noi. Ciao a tutti, mi chiamo Erika Di Liberto, ho 19 anni, vengo da Spresiano, un paesino in provincia di Treviso. Ho partecipato a Miss Italia perché volevo combattere la mia timidezza, siccome sono una ragazza molto timida, e ho vinto e sono felicissima. E quindi direi che la timidezza direi che l'abbiamo non combattuta, esatto, ma di più dopo questa vittoria. Esatto. Nella vita cosa fai? Studi o sono lavori? Sono una studentessa universitaria, infatti frequento la facoltà di farmacia a Pavia. Una cosa molto semplice. Sì, esatto. Bene tesoro, noi ti ringraziamo di essere stata qua dei nostri. Grazie ancora a voi. Complimenti Miss Villa Momis per Miss Italia per il Veneto.
E mi raccomando, pronta per la finale regionale. Certo, come Alla sempre. prossima. Grazie. Vi ringraziamo di essere state i nostri, grazie per aver seguito tutte le nostre splendide Miss e ci vediamo a una prossima tappa di Miss Italia per il Veneto e a una prossima vincitrice. Un bacio e buonanotte a tutti.